Lo scrigno dell'archivio Mario Cervo di Olbia si apre, ci dà ospitalità per questo primo di una serie di 4 incontri con chi fa musica o di musica scrive, una iniziativa promossa dalla stessa associazione dell'archivio Mario Cervo con il sostegno dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico, l'ISRE di Nuoro, e più esattamente grazie al sostegno della sezione musica diretta da Diego Pani, che ringraziamo anche in questa sede. Incontri per parlare di musica, abbiamo detto, per presentare anche lavori discografici di recente produzione, per dissertare un po' sullo stato di salute anche della musica isolana. E ad aprire questa serie di incontri, al quale diamo il benvenuto anche a quanti ci seguono attraverso i canali di Gallura Channel, è Andrea Andrillo, che in qualche modo ha impresso anche qualche segnale di novità nell'ambito di quella che forse una volta avremmo chiamato, con etichette forse ormai già superate, canzone d'autore. È fresco di stampa, letteralmente fresco di stampa, perché è uscito veramente poche settimane fa, Prolagus, l'ultimo progetto discografico di Andrea Andrillo, che, come intuite, non è soltanto un disco, ma è anche un libro corredato da una serie di interventi di studiosi che puntano su alcuni aspetti che sono molto legati al rafforzamento, come dire, del sentimento di identità dei sardi e soprattutto alla difesa della lingua sarda, che rischia, come il Prolagus citato nel titolo di questo lavoro, di scomparire, di estinguersi. Questa è un po' la ragione principale, credo, Andrea, di questo suo lavoro. Tra le più importanti, tra le più significative, sì. Ecco, nonostante che tu provenga, come dire, da una formazione iniziale che è molto vicina al rock, addirittura in anni passati, pieno rock. pieno rock, anche con la elaborazione di testi di poeti di lingua anglosassone, è una fase, quella in qualche modo tu hai voluto, forse uso un'espressione forse troppo forte, mettere una pietra sopra, nel senso che anche l'adozione di questo nome, Andrea Andrillo, coincide con un nuovo percorso musicale che ti ha portato in questi anni anche a realizzare importanti collaborazioni per le colonne sonore dei film di Giovanni Coda. Ecco, allora, questo percorso dove ti sta portando? Allora, in realtà non è che ci ho messo una pietra sopra, è che c'è stata un'evoluzione, per cui tutto questo cammino è iniziato con uno sguardo soprattutto all'esterno del mio mondo e molto poco verso il mio mondo, il mondo che io abitavo. Ecco, tutto questo alla fine piano piano si è ricomposto in un quadro diverso, per cui ho capito che comunque ero straniero in casa mia e avevo bisogno sentivo il bisogno di rientrare a casa, e però non capivo quale fosse la mia casa. Per cui tutto quello che si è fatto in questi, alla fine parliamo di più di 20 anni di palco tra Riffi e Raffa, cioè morti, resurrezioni, dischi belli, dischi meno belli, insomma c'è tanta roba che è stata fatta in questi anni. E improvvisamente poi invece mi sono trovato a dire vabbè, basta, non faccio più niente, e quello è il momento in cui invece è nato Andrillo. Andrillo perché c'era un collega di Eurotili che mi diceva sempre Andrillo, Andrillo! E io mi sono trovato a reiniziare come speaker radiofonico, perché non potevo più fare la mia, io mi davo per morto, finito, la musica era finita. Artisticamente parlando. Sì, vabbè, respiravo ancora, quindi avevo le prove di essere ancora vivo, o essere zombie totalmente. E però ho detto, vabbè, se non posso promuovere la mia musica, se non posso fare musica, però posso stare vicino alla musica degli altri. Allora ho cominciato a fare lo speaker per una radio web, parlo del 2009, 10. Ed è lì che è nato Andrillo come speaker. E poco alla volta uscivo dal Matrix, no? Uscivo da tutta una serie di pastoie anche culturali, e Andrillo nasceva in maniera diversa rispetto a tutti i progetti miei precedenti, al punto che nel primo album io profetizzavo questo, quindi ci sarà questo primo album, poi ci sarà questo secondo nel quale parlerò un'altra lingua perché era la colonna sonora, ci sarà questo. Stiamo parlando di un tempo ridottissimo. Io sono esordiente nel 2018 a luglio 2019 esce il secondo disco che era la colonna sonora, e poi schiacciatissimo questo secondo disco fra il primo e il terzo, ecco che arriva Prolagus, dove io completo il viaggio, rientro in Sardegna e parliamo
quasi totalmente il sardo, però mischiandolo allo spagnolo, all'inglese. Ma infatti questo credo che sia l'elemento caratterizzante quando sottolinei il fatto di aver avuto questa necessità di tornare a casa, proprio vittima di una sorta di sterro una casa culturale. Che finalmente so dov'è, una casa che ho finalmente ho capito dove sto. Ecco, e infatti in Prolagus, nelle 11 tracce di Prolagus, la lingua sarda è quella privilegiata ed è la lingua che viene fuori anche da testi realizzati da poeti. Anche se grossi li ho scritti io, mi sono Certo. stupito della qualità di quello che è venuto fuori, perché il sardo mi ha fatto un regalo, mi ha regalato poesia. Io in sardo ho meno del lessico che ho in italiano, mi sono scolarizzato in italiano, laureato in letterature straniere, ma ho necessariamente meno lessico in sardo eppure il sardo mi ha regalato la possibilità di scrivere in una maniera che è poeticamente compatta, coerente. Si possono leggere quei testi anche senza la musica, è tutto fluisce, bello. Questo è un regalo che mi ha fatto la lingua d'Esaiaius, dei nomi. Il disco che è allegato alla pubblicazione edita dalle edizioni Abba di Cagliari, il disco è musicalmente molto ricco, perché non c'è soltanto una veste così spartana con l'accompagnamento della chitarra acustica, ci sono gli archi, c'è il violino, compare persino l'organo Hammond, ed è un album dai toni anche molto intimisti, molto pacati. E allo stesso tempo, malgrado questa abbondanza, l'hai notato anche tu, rimane tutto molto misurato, tutto molto compresso. Le canzoni sono anche brevi, perché questa è la mia eredità del punk, no? Arrivi, sfasci tutto e te ne vai. Perché il discorso è essenziale, e quindi il disco fluisce in questa maniera molto, io spero, piacevole anche per orecchie che non siano le mie, insomma. Certo, io ti chiederò magari di darci anche un assaggio dei tuoi suoni e della tua vena poetica sarda, proponendoci anche qualcosa così dal vivo in questa situazione, anche perché poi i brani affrontano tematiche diverse, legate tutte comunque, voglio dire, al rafforzamento dell'uso della lingua sarda. Ci sono alcune variazioni di carattere anche politico, se vogliamo, cioè proprio una sottolineatura anche del valore della identità, degli eroi magari misconosciuti anche delle identità e dell'autonomia isolana. Io vorrei fare una precisazione in questo senso. Io credo che lo scopo principale, che può essere quello di rafforzare l'identità e l'uso della lingua, in realtà arrivi di conseguenza al fatto che semplicemente io ho usato la lingua. L'idea era: usiamo la lingua, Esaiaius, dei nomi che tutti danno per morta, estinta, obsoleta, brutta, addirittura, di tutto senti dire. Usiamola come una lingua normale, insieme a altre lingue vive. Ed ecco che improvvisamente questa lingua che tutti davano per morta, quasi tutti danno per morta, ecco che ti sorprende con una ricchezza di colori, di possibilità narrative, di sfumature poetiche, che fa impressione. Quanto è bella questa lingua! Ecco. Quindi automaticamente tutto il resto viene dopo, no? È un po' come quando vai a suonare per incontrare il pubblico e non per l'applauso. L'applauso, se sei stato bravo, arriva. Quindi se siamo stati bravi, l'effetto di rafforzamento dell'identità è automatico, no? Anche per il tema del disco, il prologus ti permette di fare tutta una serie di cose. Questo animaletto estinto ti permette di ragionare sul tempo. E quindi poeticamente parlando è un pozzo di meraviglia parlare del tempo. Quanta roba puoi fare parlando del tempo. Tra le cose che ho messo nel disco c'è questa canzone che è la numero 3, se non sbaglio, si intitola Disterrau, perché manco a dirlo, questa parte che fa parte della nostra storia, ma l'emigrazione è uno dei problemi epocali del mondo. Sembra che io stia parlando solo di noi, in realtà è anche pazzesco vedere che in realtà stiamo parlando un po' di tutti. Dice Deu mi dammentu su rimanti imparavo, io me lo ricordo quello che mi hanno insegnato, che a Vinza a Giuda lo vogliamo perdonare, che persino a Giuda si poteva perdonare, ma pocanto sia manno su mondo anche a andavo, ma per quanto sia grande il mondo nel quale ho viaggiato, nemo mi ha perdonato, nessuno mi ha perdonato, su di essi povero, di essere povero, e di essi disterrao, e di essere emigrato. Accenno.
non insorati andai, già preghendi attorai, o cantando a dite festa, desigiai rimprasai, ma quando ti arrepenti, mi si più coglionau, su coro mio stoccheggiau, su sprigo del misonau, disterrau. Mi si più disterrau. Che su chi si perdi, a volte sperdi non è, non te m'accontentai, te vagai, che a te mi t'ammento, su chi manti imparau, che finza s'aggiuda, tu potiam perdonare, ma poco entusiasmare, sul mondo in che se può andare, ma perdonare, su te si povero iesi, disterrau. So chi si perdi, a volte sperdi non è, non te m'accontentai, ma non mi sciolsi che tocca a me andai, che tocca a me andai, poi te tocca a me andai. Mettendola insieme. Questa era Disterrau. Nel disco l'ho ascoltata grosso modo alla stessa maniera, perché è uno dei pochissimi brani affidati esclusivamente alla voce, alla chitarra di Andrea Andrillo, e già da qui insomma si evince che Andrea ha una cifra stilistica abbastanza personale e ben poca memoria ogni tanto. E sono brani dai colori tenui, pastello, molto, molto leggeri. Soltanto in 2 brani probabilmente i ritmi aumentano, nel brano magari a Bandai per esempio, su Mondo Paolo, dove intervengono anche percussioni, un pizzico di elettronica. Ecco, il contributo che ti è arrivato in questa produzione soprattutto dall'utilizzo di altri strumenti, Andrea, che hanno dato veramente una connotazione estremamente... In studio si lavora in maniera diversa, dal vivo sei tu e la chitarra, dal vivo sei senza rete, così come ora, no? Se tra l'altro non c'è nessuno a coprirti le spalle, se hai un attimo di memoria che non va, ok. In studio però devi fare tutta una roba un po' diversa. In studio lavori con altri musicisti e ci sono gli arrangiamenti di Silvano Lubina, la produzione di Michele Palmas, c'è Gianluca Pischedda che ha suonato il violoncello, insomma ci sono tanti grandi musicisti che hanno dato il loro contributo e che danno questo, pur essendo un disco totalmente minimale, allo stesso tempo è pieno, è pienissimo. Te ne faccio sentire anche un'altra, Sì. Perché i temi sono anche l'amore, certo. Il tempo, l'amore. C'è questa che si chiama Sughiellevius Ibolada, ciò che è leggero prende il volo, che è sostanzialmente una canzone d'amore, ma anche lì con la sua rima baciata, che dice sostanzialmente questo, che ciò che fa volare la foglia in realtà non è il vento, ma il fatto che sia leggera, perché se la foglia fosse una pietra non la farebbe volare. E quindi questa leggerezza è anche nel cuore dell'uomo innamorato che aspetta
che l'oggetto del suo amore torni, e quindi dice: Elisa, attendici, che non trigai, ti sto aspettando, cerca di non far tardi. E finisce un po' alla maniera dei bluesmen: se tu vinci perdi, se sei tu che ci perdi, chi si chissà trigai, se continui a far tardi. E anche questa 2 minuti e 20 di canzone. Laghino e subento su chi pesa s'avvolano vai, che chi vi è de verda, che chi si ti è tornato a pensare, e levi e s'avvola e avetta su tempo sposare regalare. Su proprio fai sogni, chi ti stima sicuro, chi tu hai attorrai. Su chi le più si vola, chi se va per te, ci cade non trigai. Ma non è su dormento di un avetto che non spaccia mai, che frida sa vita e non è fuoco su chi mi accallentai, e finza si matas non portano più sfolla da regalare. Matteo do sturruto manca esce ti tonto desigua di pensai. Su che le più si vola, se sto in ci perdi, chi si chisa trigai. Ancora i toni delicati di questa canzone d'amore. Poi ci sono invece i testi, i brani che si richiamano a come dire, a rivendicazioni identitarie, se non indipendentiste, con O Sardegna tu stessola, che è diventata una sorta di must anche nell'ambito del rock isolano, se solo pensiamo alla versione che ne fecero i Kenzenek. Tu hai molto ammorbidito i toni invece di questo brano. Sì, perché il testo rimane lo stesso, diciamo che mi piace dire quello che dico alla mia maniera, che insomma se avessi fatto un doppione della versione dei Kenzenek l'hanno fatta allora, va bene così, ma allora sarebbe. Io l'ho fatta in maniera un po' diversa, con essenziale. Certo, con quella cifra stilistica che dicevamo, che è tua, molto molto personale. E poi c'è un omaggio a uno dei tanti eroi misconosciuti, insomma, delle lotte per l'autonomia della nostra isola, su un testo che è stato realizzato, scritto da Pierfranco De Vias. Sì. Lo sai, sei bravissimo, lo sai benissimo. Ci siamo preparati per l'occasione. Sarà documentato e hai più memoria di me, come dico. Sì, qualcosa di questo però sì, è successo così che questa canzone in realtà sta nel primo album e abbiamo fatto una versione live in studio, visto che c'è anche la partecipazione di Pierfranco De Vias al libro. Tra l'altro non abbiamo detto che ci sono i saggi, ok, perfetto. E quindi io e Silvano Lobina, che suona il basso, abbiamo detto: senti, facciamo anche una versione in studio di questa canzone che abbiamo realizzato per il primo album. E così è venuta fuori su Atriotu, perché la figura di Ciloco è abbastanza misconosciuta in Sardegna. Quello che è successo è che lui è arrivato su al Nord Sardegna per fare una rivolta contro i Savoia, gli è andata male dal punto di vista della rivolta e dal punto di vista militare, è stato catturato e torturato in maniera orribile e poi ucciso e le sue ceneri disperse al vento. E quindi però comunque la canzone dice questo eroismo, il suo eroismo ha seminato tutta la nazione, comunque ha seminato tutta la nazione, e ovunque ci sia un popolo che lotta per la libertà dice: mira, guarda c'è lo stendardo dei quattro muri, l'hai visto chi ce l'ha in mano? E è Francisco Ciloco, adesso è Triotto. Completiamo questa ricognizione sulla parte strettamente musicale di questo lavoro. Prolabus, per sottolineare che oltre che al sardo
emerge anche lo spagnolo, una lingua alla quale ti sei affezionato già da diverso tempo, ti sei cimentato in altre composizioni anche in un passato recente. Qui sono due i brani che tu canti in spagnolo. E l'altro è una cover. Sì, ne vuoi sentire uno? Dai, proponiamola, certo. Va bene. Allora, il Ser como el mar, che è quella che ho scritto io, sostanzialmente sono stato aiutato tra l'altro nella stesura di questo testo dalla mia amica peruviana, che è un'artista di fama internazionale, si chiama Marie McCann, e io le mandavo i testi e dicevo ma ti piace così, si capisce bene così? E lei mi rispondeva sì, mi va, non mi va. Allora quindi avevo già un pubblico per questa canzone. È stata scritta per il teatro e mi sono trovato per questa commedia che si chiamava Volevo fermarmi a vedere il mare di Annalisa Zedda e di Mauro Sollai. Io mi sono trovato questo brano in spagnolo che all'inizio ho pensato ma dove lo metterò mai, invece ci stava benissimo insieme al resto. E dice così fondamentalmente che voglio fermarmi a guardare il mare ed essere come il mare, perché il male che tu mi vuoi fare si fermi sulla superficie come quando cerchi di percuotere il mare. Sin ti, pensar en ti. Yo solo tengo una vida, me cansé de esperar tu amor. No quiero más que parar y mirar el mar. Sin ti, amor, y estar en paz, cantar, ay que amargo es mi canto, de soledad. Del mar, como bolas del mar, así es mi suspirar. Sin ti, amor, y estar en paz. Cantar, que todos oigan mi canto de dignidad. Yo solo tengo mi vida, ya no puedo esperar, no quiero más que parar. Quiero más que parar y ser como el mar. C'è grande intensità in queste composizioni anche quando vengono rese non dal sardo ma dallo spagnolo. Las simples cosas invece è l'altro brano cantato in spagnolo di questo lavoro. Abbiamo ancora una manciata di minuti, Andrea, per questo nostro incontro, e direi che è anche doveroso spendere due parole sugli altri contributi che accompagnano questo progetto. Prolabus, canzoni e parole per resistere, per non morire, perché ci sono i contributi di studiosi affermati come Fiorenzo Cattellini, Pierfranco De Vias che abbiamo già ricordato, Ivo Murgia che scrive 5 racconti ad hoc e Francesco Casula che invece disserta sui luoghi comuni della lingua sarda. Sono tutti interventi, contributi che ovviamente sono, come dire,
complementari al discorso che viene fuori dalle tue canzoni. Sì, io quando sono arrivato da Michele in studio gli ho detto io voglio fare questo nuovo disco. Michele Palmas della Sad Music, sì. Ho detto voglio fare questo nuovo disco e vorrei che fosse una sorta di agorà, vorrei che fosse un punto di incontro, un punto di discussione. Intendevo fare un libretto, facendomi prestare delle pagine dei vari saggi. Invece Michele mi ha detto ma fai una cosa ex novo, muoviti in maniera diversa, facciamo un libro. Gli ho detto ma il libro no, perché io vorrei che la mia musica avesse sempre un prezzo popolare. Dice no, la teniamo comunque con un prezzo popolare, tu fai. Allora io ho chiesto a questi meravigliosi esseri umani di partecipare. Cosa ho detto? Io farò questo disco con queste canzoni, vi va di partire dal discorso della lingua, delle tematiche e scrivere. E cosa vuoi che scriviamo? Scrivete quello che vi viene in mente, perché tanto il tema infatti tutti sono stati perfettamente a tema con il discorso del tema, del tempo, dell'identità, della salvaguardia della terra in generale, della nostra terra in generale, della Sardegna in generale e in particolare. Insomma, anche da questi contributi quindi è venuto fuori Prolagus, l'ultimo progetto discografico di Andrea Andrillo, che è un po' della tua maturità, che ma nel contempo non rappresenta un punto di arrivo, no, anche se chiude quella trilogia. Ma a me mi è venuto in mente che forse sono 4 i dischi che devo fare. Quindi diventerà una quadrilogia. Dopo Prolagus c'è tutto un altro discorso, perché qui siamo arrivati veramente al combattimento. Adesso io poeticamente parlando mi sto spingendo in un'altra direzione, che è quella della dignità di chi combatte. Non è importante alla fine vincere, non è importante neanche sopravvivere al combattimento, ma è importante comunque combattere. E questo è un po' quello che è il discorso che fa il samurai. L'eredità che possiamo anche trovare nel libro segreto dei samurai. Infatti il prossimo disco credo si aprirà proprio con qualcosa, però non è appena uscito questo, cioè 15 giorni questo, quindi è un po' prematuro parlare dell'altro, però la mia testa è vulcanica. C'ho già una cosa in mente. E già questo insomma ci incuriosisce per immaginare che cosa potrà. Però intanto ci gustiamo questo Prolagus. Bisogna suonare questo, bisogna fare questo. Mi sta pesando molto non poter incontrare il pubblico, non poter suonare le canzoni dal vivo. Vedi, me ne sono dimenticata una. Perché non le stiamo tutti quanti, siamo tutti fermi, tutti gli artisti sono tutti fermi. Sei lì che ti guardi la chitarra e dici ma che faccio? Suono, ma suono per me. Ma io per me anche no. E allora ti sforzi, suoni per te, però è un gesto d'amore suonare si suona per gli altri. Certo. Noi possiamo soltanto augurarci che magari il nuovo anno, come dire, possa portarci qualche occasione di fruibilità in presenza di questa poesia, di questa musica, non soltanto per il beneficio personale del musicista, certo, questo scambio che ci deve essere anche con gli ascoltatori. Intanto grazie molte grazie a Chivio Cervo, grazie a te. Grazie molte ad Andrea Andrillo per aver tenuto a battesimo questo ciclo di incontri. Grazie anche da parte mia e buon proseguimento anche con la visione dei programmi di Gallura Channel.